Quest'anno il tema della 30ª edizione del congresso, organizzato dall'Unione Regionale Cuochi Siciliani, presieduta dallo chef Mario Cosentino, è quanto mai vicino alla tradizione locale nissena, e cioè la gastronomia della terra dello zolfo tra tecnologia e tradizione. Per 2 giorni gli chef più rinomati dell'isola si sono confrontati sulla storia gastronomica del territorio di Caltanissetta, composta principalmente da verdure selvatiche come funghi, sparacelli e cardi. Oggi facciamo la degustazione di tutte queste verdure, approfittando dei nostri olifici per poter dare lustro a quest'olio che appartiene al nostro territorio. Quindi noi abbiamo i funghi, gli asparagi, spinaccioli, cicoria, giritelle da campo, cardi pure che sono selvatiche, cioè tutto quello che appartiene al nostro territorio. L'Unione Regionale Cuochi Siciliani raggruppa tutti i cuochi associati alla Federazione Italiana Cuochi ed è composta dalle 9 province siciliane, da tutte le associazioni provinciali siciliane, e propone un proprio congresso annuale ed è l'unica regione italiana a farlo ogni anno in una provincia diversa. Questo per valorizzare e rivalutare tutto quello che è la tradizione gastronomica locale, ovviamente aggiungendo anche dell'aggiornamento professionale, quindi inserendo le nuove tecnologie, utilizzando le ricette e i prodotti tipici del territorio in cui ci troviamo. L'obiettivo è quello di tramandare sempre ai nostri giovani quelle che sono le tradizioni, però l'innovazione non deve mancare. La 2 giorni dei cuochi a Caltanissetta si è conclusa con la degustazione di olio, prodotti tipici e la preparazione tramandata dagli storici del cannolo siciliano.